Ci sta. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, se volete un'immagine definitiva dell'impazzimento dei tempi, della morte di ogni minima logica e di ogni minimo senso della storia, ce l'ha fornita una manifestazione della sinistra di ieri a proposito della guerra in Medio Oriente. La scena è la seguente: Monte Sole, luogo simbolo della strage nazifascista di Marzabotto, la strage più sanguinaria compiuta sul territorio italiano dai nazisti, viene srotolato lo striscione Save Gaza, fermate il governo di Israele. Quindi l'analogia è chiara, dichiarata, ormai lo sostengono senza neanche infingimenti, finte specifiche, ultimissime ritrosie. L'analogia dichiarata è il governo di Israele oggi, lo Stato degli ebrei oggi, come i nazisti di allora, come le SS di allora. Gli avversari di Israele siano Hamas o quei gentiluomini degli Ayatollah, evidentemente come i perseguitati di allora, cioè è il capovolgimento definitivo. Marzabotto, come sapete tutti, è appunto la strage più orrenda avvenuta in territorio italiano, rientrava nella logica perversa voluta anzitutto da Kesselring di fare terra bruciata rispetto alle formazioni partigiane, uccidendo in modo indiscriminato la popolazione civile, giorni e giorni di eccidi firmati soprattutto dalle SS che alla fine produssero un macabro conteggio di 1830 morti. Quindi una orrenda vicenda che è un perfetto riassunto della barbarie nazista, dell'orrore nazista, dell'abisso nazista, che era anzitutto per, come dire, dichiarazione stessa dei suoi protagonisti, l'abisso di Auschwitz, l'abisso della soluzione finale, cioè se Marzabotto, come è un luogo simbolo dell'orrore nazista, il grande segno dell'orrore nazista nel corpo, nel sangue del Novecento è stata la Shoah. Su questi dati minimi credo che ancora chiunque potrebbe convergere, anzi in realtà ormai ne dubito. Ma comunque in tutto questo universo simbolico che scomoda l'abisso dell'umano e del Novecento, ormai si va dritti, cioè si dichiara che oggi lo Stato degli ebrei guidato da Netanyahu è come il Reich guidato allora da Hitler. Poi ovviamente c'è stato il solito caravanserraglio, i cartelli sul genocidio, bella ciao, che fa sempre bene, non si capisce, una sorta quindi di bella ciao a favore degli ayatollah. Poi andatelo a raccontare ai ragazzi, alle ragazze che in queste ore ballano, festeggiano, invocano più bombardamenti da parte di Israele perché vogliono essere liberati dagli ayatollah. Ecco, una bella ciao dedicata a loro potrebbe avere un senso, ma costoro se ne fregano altamente dei giovani iraniani oppressi, imprigionati ogni giorno che vogliono essere liberati. Loro ormai fanno, diciamo, marketing. Nel loro marketing Bella Ciao viene rigirata contro lo Stato di Israele. La marcia è stata organizzata da diverse realtà come la CGIL, ci rappresenta anche Landini ovviamente, che non si perde un'iniziativa politica che sia una, guai casomai dovesse mai occuparsi di lavoro, incontrare qualche operaio, quindi benissimo anche a quest'ultimo corteo. Poi l'Arci, le ACLI, Emergency, Lampi che sta dando un contributo notevole a questo ribaltamento del senso e della storia. Il suo presidente Pagliarulo ha detto: situazione precipita, il mondo fermi Israele, e quindi ci ha, come dire, consegnato la scena dei partigiani per il nazi-islamismo. Non so neanche più come dobbiamo chiamarli, che parole, che categorie dobbiamo usare.
perché voi capite che mentre Israele all'interno della guerra di reazione al pogrom, perché Israele il 7 ottobre ha subito un atto tecnicamente nazista, mentre Israele sta diciamo puntando alla testa del serpente, sta tentando di fermare e negli auspici anche di consegnare alla storia l'orrenda teocrazia islamista degli Ayatollah, che sta costruendo l'atomica e teorizza la sparizione dello Stato degli ebrei e ha più volte negato l'Olocausto. Mentre avviene tutto questo, Lampi dice fermate Israele, quindi facendo oggettivamente il gioco dei nazi islamisti. Il bel mondo di sinistra, c'era anche Giuseppe Conte, c'era il sindaco di Bologna Matteo Lepore, purtroppo la sindaca di Marzabotto è stata la più loquace a proposito della condanna del genocidio israeliano. Ecco, questo bel mondo si ritrova a Marzabotto e plasticamente ci dice che Israele è come il nazismo, non c'è più una bussola comune, non c'è più un riferimento storico morale minimo con costoro. Di fronte a queste scene possiamo solo sperare che Israele vada avanti e liberi se stesso e il mondo dalla minaccia del regime nazi islamico. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.